arbitraggio fantastico finché, per fortuna, ci è rivelato Medical Group. Cosa significa questo pareggio che giunge dopo una settimana veramente intensa? No, è un ottimo pareggio per quanto mi riguarda, perché siamo arrivati a questo trittico di partite con 2 vittorie pesanti, dove abbiamo lasciato molto anche sul campo anche mercoledì. Sapevamo di non essere lucidi oggi, visto dato le 3 partite infrasettimanali, però sicuramente c'era un po' di rammarico perché siamo andati in vantaggio, siamo riusciti a sbloccare la partita e magari con un pizzico di attenzione forse in più potevamo anche portare a casa i 3 punti. Una partenza un po' così, forse schiacciati l'avversario, poi quando è cominciato a salire un po' di più, secondo me è uscito il vero Treviso, tant'è che poi alla fine hai fatto quel lancio dove Pusolto ha conquistato il rigore che poi hai trasformato. Lettura corretta, come la vedi tu invece? No, assolutamente sì, l'avevamo preparata un po' così perché loro sapevamo che nei primi minuti, 10-15 minuti, partivano fortissimo. Cercavano di venirci a prendere 1 contro 1 nella nostra metà campo e quindi avevamo preparato per diciamo allungarli per poi andare sulle seconde palle. Dopo 10-12 minuti del primo tempo loro si sono abbassati e siamo riusciti magari a prendere un po' più piede e a fare qualche azione. Ho messo io 2 cross, mi ricordo, a rientrare. È stata l'occasione di Arco sul tiro che è andato fuori di poco e lì abbiamo iniziato insomma a gestire meglio la palla. Poi nel secondo tempo loro avevano speso tanto anche noi, è stata più una battaglia sulle seconde palle, in mezzo al campo, e poi dopo siamo riusciti, come appunto ho detto prima, a sbloccarla su un'ottima azione di Poso che è riuscito a guadagnarsi il rigore. E poi è stata quella, ma non la chiamo neanche disattenzione, perché alla fine eravamo tutti uniti, eravamo tutti messi bene. È stato quel pizzico magari di sfortuna in questo momento che ci ha magari permesso di arrivare la palla al nostro avversario e poi Sperandio l'ha toccata ma non è riuscito a metterla dentro, a metterla fuori, scusa. Beatrice? Ciao, 2 domande. Ciao. Innanzitutto, se vuoi fare una dedica particolare del rigore che hai segnato, del gol, per dire. Seconda cosa, come ti avevo già chiesto in un'intervista, che ricorderai, avete toccato il punto più basso, parlo di questa stagione, a Este. Dopodiché avete fatto una presa di coscienza molto importante. Si può dire che adesso il Treviso sia una parabola ascendente, ovviamente in questo termine così. Allora, il gol lo dedico a mia moglie e a mia figlia. Mia figlia non c'era, però mia moglie c'era negli spalti e quindi gli ho dato un turno di riposo per mia figlia che è stata con i nonni. Per quanto riguarda la tua domanda, sì, come ti avevo detto, avevamo toccato il fondo ad Este, ci siamo uniti, ci siamo parlati, avevamo trovato la chiave di lettura giusta e in questo momento penso e dico con certezza che abbiamo trovato l'ingranaggio giusto che ci sta facendo e ci sta spingendo da squadra, perché per come la vedo io in quel momento non eravamo squadra, in questo momento siamo squadra. Da dopo Este io vedo un gruppo unito, chi gioca e chi non gioca. Mercoledì ha giocato Romano al posto mio e ha giocato una partita devastante, quindi lo spirito giusto è questo qui. Speriamo di recuperare adesso anche piano piano Dario e avere Spinis al 100%, che così ci può dare anche qualcosina di più davanti a livello di energie, però per far capire che questa squadra è stata costruita che possono giocare tutti e tutti vogliono giocare ed è bello così, insomma. Alberto? Sull'episodio del rigore che sta a Capodarsego, hai toccato 3 e dici? No, allora è andato in 1 contro 1 con la Tuchella, poi c'è stato un piccolo incrocio di gambe, ti dico, non era magari così netto come sembrava. Io ero nascosto da un avversario, quindi ho fatto fatica anch'io a decifrarlo. Loro l'hanno chiesto con veemenza, però ti dico, poi parlandone anche col 10 mi fa sì, un po' mi ha toccato, però secondo me è un po' troppo leggero per dire rigore netto, ecco. Anche perché l'assistente era lì a 5 metri. Quello che ha detto Manzanito è che l'assistente ha confermato che era rigore, però non ha richiamato l'arbitro per evidenti Ti dico, l'arbitro è andato a parlare con il guardalinee, eravamo lì nella bandierina, quindi abbiamo parlato, gli ha chiesto e il guardalinee fa no, assolutamente no, c'è stato un piccolo incrocio ma nulla di che, insomma, quindi esatto, se no l'avrebbe richiamato immediatamente. No, principalmente comunque le difficoltà che avete trovato nello specifico quali sono state contro questo Capodarsego, ecco.
Ma ti dico, adesso parlavamo anche in spogliatoio magari sulle sofferenze che abbiamo avuto. Io non penso di aver avuto molte sofferenze in campo. Loro hanno avuto l'occasione del palo del primo tempo su una palla inattiva e hanno avuto il gol il secondo tempo su un'altra palla inattiva. Poi di azioni pericolose secondo me li abbiamo marginati bene. Loro cercavano il loro giocatore migliore, che era il 10, per cercare l'1 contro 1, ma il primo tempo siamo riusciti a non fargli prendere palla. Il secondo tempo è normale che le squadre si sono allungate un po' di stanchezza, è riuscito magari a giocare più palloni, non facendo lui la fase difensiva, era più propenso a fare la fase offensiva. Però penso che alla fine sofferenza c'è stata solo nel palleggio loro, gli abbiamo concesso il palleggio loro perché eravamo in una condizione in questo momento che era inutile andare nella loro metà campo a correrli dietro, quindi abbiamo deciso di abbassarci magari quei 5 metri per cercare di arginarli nella fase oltre la metà campo. Proprio volevo trovare il cammino, diciamo, peccato non aver vinto in una giornata dove c'è stata anche la presentazione del settore giovanile, sarebbe stato un po' il fiore all'occhiello, diciamo così, di una bella giornata. No, assolutamente, bellissimo, perché negli spalti oltre alla presenza del nostro pubblico c'era anche la presenza del settore giovanile, che è il nostro serbatoio per quando diventeranno più grandicelli, quindi gli auguro veramente di debuttare in prima squadra perché è una sensazione meravigliosa. Dispiace, però anche da questo pareggio ci portiamo a casa un insegnamento, che è quello magari di riuscire dopo l'1-0 a avere più magari cattiveria nel sigillare il risultato, ecco. Però non posso dire niente ai miei compagni, anzi abbiamo fatto un'ottima partita. Sì, il nome della moglie e la figlia. Martina e Bianca. Martina la moglie e Bianca la figlia. Ok, poi dopo 10 giornate il direttore del nessuno si aspettava il televisore ordinato, confermi oppure insomma all'interno del gruppo, come sapete, la forza che avete? No, ma all'interno del gruppo siamo abbastanza equilibrati, nel senso che sapevamo dopo Este di non essere scarsi e in questo momento non sappiamo di essere chi punta ad andare a vincere il campionato. Noi siamo una squadra che ogni settimana lavora e lavora duramente per cercare di ottenere il massimo. Poi dove arriveremo questo ce lo dirà solo il tempo, perché non posso fare in questo momento clamori, quindi io mi auguro solo che continuiamo, e lo faremo sicuramente perché abbiamo trovato la strada giusta, e lavorando e stando uniti possiamo fare qualcosa di importante. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.